Sport e mostre, sport ed emancipazione femminile. Oggi ultimo giorno di apertura dell'esposizione fotografica al Centro Conferenze Santa Maria delle Grazie a Mestre. Luca Ginetto. Giuliana Minuzzo, la prima medaglia olimpica invernale a Oslo 1952, le prime medaglie olimpiche nel nuoto della padovana Novella Calligaris, l'abbattimento del muro dei 2 metri nel salto della veronese Sara Simeoni, i 3 ori in 3 edizioni di Deborah Compagnoni. È un viaggio attraverso i primati dell'emisfero femminile, quello raccontato da Adriana Balzarini attraverso 55 pannelli. Testi e immagini che risalgono dalle origini delle Olimpiadi sino ai giorni nostri, al fine di porre in evidenza la forza e la volontà dispiegate dalle donne per superare i condizionamenti fondati sulla loro natura. Da qui il titolo L'emancipazione femminile vista attraverso i Giochi olimpici. Ogni foto, ogni sforzo, ogni urlo, ogni sorriso sono una straordinaria dimostrazione della tenacia, della resistenza, delle capacità femminili di superare ostacoli per arrivare alla vittoria. Un cammino che merita di essere riconosciuto e trasmesso alle nuove generazioni. Una mostra che da alcuni anni sta girando l'Italia con la collaborazione dei Panathlon Club italiani e che fino a stasera resterà aperta presso il Centro Culturale Santa Maria delle Grazie a Mestre.